che un accurato discorso intitola il parco ad uno stimato ricercatore storico, oppure un botanico che in questo piccolo fazzoletto di verde scopre decine di specie vegetali in buona parte sfuggite all'osservazione degli abituali frequentatori del parco. 6 tigli, 5 platani che svettano fino al 6° piano del palazzo adiacenti, 10 carpini, 2 ligustri, 12 allori alti 6 metri, biburni, pitosfori che nell'antica Delfo conducevano al tempio di Apollo alla sacerdotessa Pizia, esemplari di Aukura japonica, eccetera. Si è vista pure una catena umana di uomini e di donne che da una vicina fontana portavano secchi d'acqua per ristorare le piante assetate dall'arsura estiva e dall'improvvisa chiusura dell'impianto di irrigazione. Ed ecco che in una magica serata di settembre, durante un'allegra festa in difesa del parco, con dolci, spritz e musica rock, il cielo ci regala ai partecipanti un meraviglioso quanto inesperato arcobaleno, portatore di felici presagi. E poi reperti archeologici che spuntano ad ogni sondaggio, il massiccio muro di contenimento della 6-700esca peschera di Ca' Giustinian, le fondazioni del Castelnuovo, e che dopo secoli di oblio ci chiedono di poter svolgere il loro mestiere di testimoni della storia cittadina. Tanti fatti strani dunque, un miracolo almeno, la nascita di una comunità di cittadini che hanno impiegato il loro tempo libero, l'intelligenza e la fantasia per conservare questa verde oasi e consegnarla intatta alle generazioni future. E via. E questo è il Parco dei Miracoli di via Pio X, che come avete visto sui giornali non è che è già sicuro che vada giù, perché la battaglia fatta da Amico Albero, Associazione Valdemari e altre 48 associazioni, no, 52 associazioni, 52 scusa, non so ecco, è arrivata a mettere parecchi bastoni fra le ruote di questo trattore che voleva tagliarli, metterli via. E intanto diciamo che cosa succederà più avanti. Adesso oggi è il pane e vin, quindi a un certo punto noi bruceremo questa delibera, che è la delibera famigerata, quella del Piruea, ma per intanto sentiamo ancora l'aiutante della Befana. È in questo foglietto che vi stanno distribuendo. O la Befana. O la Befana direttamente. La Befana viene di notte a portare le cose ghiotte, ci dà in dono anche il parco, restituito sano ed intatto. Che cacciare i caprioli marinese abbiamo trovato nella calza alla bontà, Saccio si porta via. E brava, vai! Chi non ce l'ha lo prendete qui questo foglietto. Allora, adesso viene il bello è fatto. È il pane vin che prima però si scalda al fuoco di questa delibera. Leggiamo la delibera, questa è in me testuale o quasi, quella sul Piruea. Non so già che votare questa delibera. Quanti geni che avevi votato contro? Mi ricordo, forse uno. Pochi o ti sono forse uno. Va bene. Facciamo finta che eravate più di uno. Facciamo finta. Allora, sì, la delibera Piruea, no, non l'abbiamo letta, questa è quella che bruciamo. Leggi, comandante. Stefano, leggi. Allora, Piruea Torre Civica Celana. Il Consiglio Comunale di Venezia approva il Piruea, programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, Torre Civica del Centro Storico di Mestre, noto anche come Piruea Torre Civica Celana, proposto dalla ditta Società Guaraldo SPA in variante al piano regolatore generale. Si prevede che in tale accordo che la società Guaraldo SPA ceda al Comune di Venezia un immobile ex negozio Celana di sua proprietà sito sul lato nord della Torre Civica di Mestre. In cambio il Comune concede il terreno dove attualmente sorge il parco pubblico di via San Pio X per edificare un immobile di proprietà esclusiva della Guaraldo con cubatura di circa 11.000 m3 distribuiti in 7 piani che andrà a sostituirsi al predetto parco. Questo lo dobbiamo bruciare. Questa roba qua adesso fa una brutta fine. Bella fine. No, bisogna fare un po' di State un po' più larghi. Se no non vede nessuno. L'estintore è il pan e vin, è il vin brûlé naturalmente. Pronti col vin brûlé? Arriva il signor se offre giù, angolino qua sotto. Via. Casenda, Piruè, vai.
Va bene, allora, continuazione. Vin brûlé, poco a testa perché sennò vi imbriaghe. Abbiamo poco vin brûlé per tutti e gioco a premi, qui ci sono i premi. Ma prima facciamo quel vin brûlé, intanto facciamo contemporaneamente, sapeva partita contemporaneamente, no? Ma fama cos'è? No, dopo vi racconto dopo, non si può. C'è massa hard. Allora, chi che si arrangia con il vin brûlé, che sia seri e che sia finsa. Facciamo così che finché beve il brûlé Stefano ti spiega e cruciverba e io tengo altro, va bene? È fine, tutti. Ciao amici, è oh, vin brûlé sul serio, con i pomi. No, però vi vende... Ma il Castelnuovo, dove sei? Il Castelnuovo? Non Castelvecchio. Ma che Castelvecchio abbiamo qua? Questo è il Castelnuovo. Ma questo sei azzurro? Il Castelnuovo, non c'è tutta sta roba qua? Esatto. Distribuire qua. Oh, è là, ciao. Tutto bene? Bene, grazie a te. Allora, Nonostante il gelo di questi giorni. queste è difficile però, io non so chi che sta, qui non so corrispondere a governava, meglio, stai dire la scienza, Che scotta. che miseria perché non ha già e basta, era 9 e niente, solo i presbiti, guarda, il mio qui non vede niente. Chi vuole? Prendersi la saglietta e può cominciare a prendere. Ecco, bravo Roberto, distribuisci. Dov'è Sicilia Carla che non vedo? Quella del Castelnuovo, mi sei a portare via tutta. Metterò a te. Ah, ma ci vorrebbe. Sì, qui ci sono tutti i pezzetti già. Ciao. Infatti vedevo ciao. chi era. Sono io. Volevo vederla. Che è stata molto gentile. Beh, siete voi gentili che ci seguite queste peripezie. Devo vederli in faccia, devo capire chi è. È lui. Ciao. Sono io che impesto. Mangia sai però, potremmo sempre farsi buon anno lo stesso. Ma adesso Abbiamo bruciato il Piruea. avete buttato il piruetto. 10 minuti, 5 minuti fa, in quel braciere, dove era scritto esattamente quello che c'è scritto nel Piruea, che si permette di, in cambio di buttare giù celane, eccetera. Prima abbiamo letto la delibera che vi è stata data, è la delibera del Consiglio Comunale che è arrivata ve l'ho mandata stamattina, no? Cruciverba! L'avete visto qui? Io lo alzo adesso. Allora, A ogni domanda una risposta. una piccola premessa. Siccome molti forse non sapranno neanche che esisteva un castello a Mestre, mentre questa torre praticamente dimostra forse che c'era anche il castello. Se noi praticamente vedessimo a volo d'uccello, levando via tutte le costruzioni posteriori, tutto quello che è rimasto del Castelnuovo, noi se ci mettiamo da via Spalti vedremo questo, vedremo praticamente quello che resta del castello e per cui la torre all'angolo di via, per cortesia, la torre praticamente all'angolo di via Spalti, le fondazioni del Ponte dei Mulini e al centro il municipio che era l'ex Palazzo del Podestà e la provvederia. Adesso iniziamo subito con questo qua. Allora, governava Mestre ai tempi della Repubblica di Venezia. La risposta io la. Podestà. Come c'è stato prima, che abbiamo buona. Podestà